È evidente che c'è un problema culturale alla base di questi episodi, ripeto, episodi che noi non vogliamo in alcun modo tollerare ed accettare, tanto da costituirci parte civile una volta che verrà fatta totale chiarezza e verranno identificati i responsabili di questi episodi. Treviso non è questa, scandisce il sindaco Mario Conte, pronto a portare le istanze del comune in un'aula di tribunale. Noi chiederemo i danni a queste persone, che deve essere un messaggio, un avviso a tutti coloro che pensano di trasformare Treviso in un campo di battaglia. Ecco, si sbagliano di grosso, perché qui le istituzioni, come hanno dimostrato e come stanno dimostrando, reagiscono e reagiscono anche in tempi veloci. Di un gran brutto segnale che fa temere si tratti della punta di un iceberg ha parlato il presidente della regione Luca Zaia, chiedendo un rafforzamento dei controlli sul territorio, fatti che non appartengono a Treviso, affermano da Fratelli d'Italia Gino Balbinotte e Davide Visentina, che legano tali fenomeni, testuali parole, alla presenza di culture poco compatibili con la democrazia moderna. A farsi sentire è anche coalizione civica. Se succedeva con Manildo, la Lega avrebbe parlato di Far West, la stoccata di Luigi Calesso. Dal canto suo, il primo cittadino si concentra sulla capillarità del sistema di videosorveglianza e sull'indagine lampo della squadra mobile supportata da carabinieri e polizia locale. Ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio anche tutti quei cittadini che ieri sera hanno testimoniato, portando la loro testimonianza e le loro informazioni, perché rispondendo da comunità anche di fronte a questi episodi siamo riusciti nel giro di poche ore, la magistratura è riuscita nel giro di poche ore a far chiarezza su quanto è avvenuto. Nel frattempo, anche sulla scorta di precedenti controlli, la questura ha deciso di chiudere per motivi di ordine pubblico e sicurezza il bar Le Musa nelle vicinanze del luogo del delitto per 7 giorni.